Maltrattamenti e violenze ai danni di anziani ospiti di una casa di riposo a Farra, 3 indagate. La squadra mobile di Pordenone blocca in Veneto 3 rapinatori pronti per colpo in banca. Al via a Trieste i lavori del terzo lotto del depuratore e la bonifica di un'area dello scalo Legnami. Il comune di Udine vuole liberare Viale Vittoria e Piazza Primo Maggio per la fiera di Santa Caterina. L'Udinese ritrova Di Natale ma fatica ancora sul piano del gioco. Nel basket Trieste sprofonda al debutto in casa contro Verona. Blitz stamattina presto della squadra mobile pordenonese a Saonara in provincia di Padova, intercettati e bloccati 3 malviventi che si accingevano a rapinare la banca di credito cooperativo Sant'Elena. Indagini partite mesi fa dopo un colpo analogo commesso a Pordenone. Sequestrate 2 pistole, un'Astra A80 e una beretta calibro 921 coi proiettili già in canna, oltre ad un coltello. Gli investigatori seguivano da tempo un 25enne di San Donà, Manuel da Gonfo. Stamattina l'hanno pedinato discretamente fino a Saonara, dove ha posteggiato la sua auto, proprio quella di sua proprietà, in piazza Tricolore. A bordo i poliziotti hanno notato che il giovane si stava cambiando d'abito. Dopo circa mezz'ora è arrivata una motocicletta di grossa cilindrata con 2 uomini in sella, poi identificati per Silvano Noventa, 59 anni, di Legnaro, ed Ercole Salvan, di 53, da Parma. Uno dei 2 è entrato nell'auto di Dagonfo, l'altro è rimasto nei pressi della moto. A quel punto gli agenti, tutti ovviamente in borghese, hanno deciso di intervenire bloccando in pochi istanti tutti e 3 e ammanettandoli a terra. I malviventi, evidentemente sorpresi, non hanno avuto il tempo di reagire ed è stato un bene, dato che i proiettili in canna avrebbero reso la situazione estremamente pericolosa. I 3 sono stati arrestati per tentata rapina, sequestrati anche passamontagna e una targa falsa. Sono in corso ora perquisizioni nelle abitazioni del terzetto, tutti pregiudicati e con precedenti specifici. Trieste.